buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui con noi stasera. È sempre un momento per noi molto, molto bello, quello della presentazione di questo lavoro collettivo che ci ha visto impegnati tutti e tutte molto, ma che ci sta dando anche tante soddisfazioni. Io entrerei proprio già nel vivo della presentazione, anche perché Timothy poi ci lascia per le 18, quindi andrei subito con lui cercando di approfondire in primis da dove è nata l'idea di questo libro, che tra l'altro vi faccio vedere, è qua, e che è stato appunto pubblicato da Seb 27 ormai circa un anno fa, sì, era l'aprile, insomma marzo del 2021. Quindi chiederei a Tim di raccontarci un po' come è nato questo libro che, come diceva anche prima Nicola, è un progetto poi corale che ha visto coinvolti diversi ricercatori che si sono occupati del tema dello sfruttamento lavorativo in varie aree d'Italia, ma che racconta anche alcuni aspetti più di contesto, quindi di tipo giuridico, normativo, ma anche di rapporto con l'attuale sistema agroalimentare. Quindi vai Timothy, ti lascio la parola. Grazie mille Laria. Sì, veramente sono molto contento di partecipare a questo evento e di dare il mio contributo, partendo subito dall'osservazione che Marco e Ilaria sono molto più importanti di me, nel senso che svolgono attività sul campo da molto più tempo, sono molto più esperti, mettendo in gioco anche le loro competenze. Io in realtà sono abbastanza neofita in questa arena. Da circa 5-7 anni sto lavorando effettivamente sul tema dello sfruttamento lavorativo in campo agroalimentare. E da lì che è nato il progetto. Per 2 o 3 anni ho gestito un progetto che si chiama New Plantations, con finanziamento svizzero, che coinvolgeva alcuni dei contribuenti al nostro volume. È stata una collaborazione molto intensa con Ilaria e Mimmo, Domenico in particolare. Insomma, abbiamo confrontato le idee, le osservazioni, ci siamo viste varie volte. E più che altro è un'esperienza che è partita proprio da una prospettiva associativa, scusa. Qualche volta farò un po' di errori contro l'italiano, perché dal mio cognome potete già capire che non ho origine in questo paese. Comunque, se non mi capite o se c'è una pronuncia proprio strana, interrompetemi, cerco di chiarirmi. Comunque sì, è partito da un'esperienza associativa, nel senso che le nostre ricerche si sono svolte proprio in partenariato con varie associazioni, movimenti di base che lavorano nei contesti in cui abbiamo svolta la nostra ricerca. E quindi in generale, diciamo, il libro cerca di offrire un panorama sull'economia agroalimentare italiana, o industriale italiana, per discutere quello che noi riteniamo come autori e autrici essere il suo paradosso centrale, cioè che da una parte la forza lavorativa straniera o che non ha la nazionalità italiana ormai costituisce un elemento fondamentale per portare avanti la competitività di questo settore a livello nazionale e internazionale. E dall'altra parte però proprio questi stessi lavoratori sono i più emarginati dal punto di vista politico, sociale e economico. Il libro conta 10 capitoli che discutono vari studi di caso, da nord a sud, quindi discutiamo il Piemonte, la regione Emilia, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata. Sono scritti da esperti, come diceva già detto, che hanno lunghissima esperienza
sul campo e che si sono interfacciate anche durante queste ricerche con il mondo associativo. Intesa a modo molto largo, cioè qua non parliamo soltanto di organizzazioni per i diritti umani o di assistenza socio-giuridico, ma anche da associazioni, se vogliamo dire, più informali, di reti di braccianti, di lavoratori che si sono formati in questi contesti. Poi abbiamo anche due capitoli più tematici, se vogliamo. Un capitolo parla della globalizzazione delle campagne, o soprattutto della filiera agroalimentare, e un altro capitolo cerca di ragionare più sulla vulnerabilità socio-giuridica dei lavoratori stagionali soprattutto, quindi i cosiddetti braccianti stagionali. E qual è il tema centrale del libro? Il tema è che da 10 anni ormai una costante nel cosiddetto Made in Italy agroalimentare è la crescita della forza lavoro migrante vulnerabile. Su più di 1 milione di lavoratori assunti regolarmente nel settore, 1,2 milioni, adesso più di un terzo, adesso parliamo più di 400.000 persone, non ha la nazionalità italiana. Secondo gli ultimi dati della Flight CGIL, che è il sindacato diciamo più istituzionalizzato in questo contesto, ben 180.000 di questi lavoratori si trovano in una situazione di estrema precarietà. Qua si può anche discutere magari più a lungo su, come dire, la definizione di precarietà, però secondo la CGIL la precarietà si basa soprattutto sul rapporto informale di lavoro, informalizzato di lavoro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che negli ultimi anni siamo passati da una predominanza del cosiddetto lavoro nero, cioè, come dire, non contrattualizzato, verso un lavoro grigio, cioè contrattualizzato solo in parte, in modo molto concreto. Si parla di lavoratori che magari lavorano per mesi, però formalmente sono iscritti attraverso i vari servizi, eccetera, e registrati soltanto per 30 giorni. E questa soglia dei 30 giorni è ovviamente molto importante, perché gli toglie il diritto alla pensione e al welfare in generale. E quindi già partendo da questi dati sulla precarietà, diciamo, ci dimostrano che lo sfruttamento non è un elemento marginale, ma anche, anzi, è un elemento costituente del modo in cui la filiera agroalimentare viene organizzato in questo momento. Quindi il paradosso si trova proprio in questa tensione, cioè è costituita da queste due false premesse che secondo me personalmente si continuano a diffondere. Una premessa che si tratta di poche mele marce, poche aziende criminali che si usano un po' come come dire, il focus della discussione, parlando, diciamo, dell'aspetto criminale, invece si nota che è un elemento veramente strutturale del modo di produrre i beni agroalimentari. Secondo paradosso si trova nel fatto che si continua a parlare di lavoratori clandestini, illegali, eccetera, e invece è proprio invece un effetto del modo in cui viene organizzata la produzione. L'effetto è l'illegalizzazione, l'informalizzazione dei lavoratori stessi, no? Cioè,
Adesso parlo solo, poi parlerò un po' più concretamente del contesto che ho studiato personalmente, però della Basilicata lì ho notato per esempio che gli stessi lavoratori tornano da anni, anzi da decenni, nello stesso luogo. Alcuni di loro sono anche attivi come agricoltori ormai esperti della zona, in un'agricoltura che è sempre più diversificata, e invece le normative e anche le pratiche di produzione generano una nuova forma di informalità e di segregazione sociale e direi anche razziale. Quindi, diciamo, teoricamente, qual è il nostro quadro? È quello di dire che ormai le categorizzazioni di genere e di razza costituiscono un elemento fondamentale per l'organizzazione del mercato del lavoro e la divisione del lavoro. Quindi c'è proprio in atto una logica estrattiva, se vogliamo, cioè uno sfruttamento al massimo delle risorse, non solo del lavoro, ma anche dei terreni, che è necessario per la produzione di cibo su scala sempre più globalizzata, no? Quindi tutte le infrastrutture che oggi vengono messe... aspetta che devo un attimo accettare. Ah, ok, siamo anche in streaming adesso, quindi tutte le infrastrutture vengono messe in piedi per garantire la competitività industriale del settore agroalimentare italiano, tendono a marginalizzare, segregare e segmentare la forza lavoro, creando una grande zona grigia, se vogliamo chiamarla così, una economia informale dove addirittura si fa lucro sulla stessa riproduzione della forza lavorativa, no? Il caporalato è proprio questo, cioè è un servizio, tra parentesi, che esiste in una zona grigia che da una parte, come risulta da una legislazione, una normativa sempre più repressiva, e dall'altra parte di una carenza, risulta da una carenza di servizi alla persona, di servizi come il trasporto, la sanità, eccetera, che sono sempre più carente in questo settore. Quindi, per non soffermarmi troppo sulla teoria, vabbè, in fondo sono un accademico, però mi limiterò soltanto a questo. Il bello di questo libro non è soltanto che ci siamo interfacciati molto con il mondo associativo, diciamo in senso largo, ma anche il fatto che qua, partendo dalle nostre osservazioni, facciamo anche delle proposte molto concrete. Io direi che il libro propone in generale tre proposte. La prima proposta è di sottrarre la lotta contro il caporalato e l'intermediazione informale del lavoro da una prospettiva strettamente legale o penale, scusa. Con questo si intende che ovviamente Ilaria e Marco ne parleranno dopo, nelle ultime riforme si è concentrato soprattutto sull'aspetto illegale, criminale di questo tipo di intermediazione.
Però vediamo, e qui parlo di nuovo del contesto che conosco meglio, e quello della Basilicata, vediamo che questo approccio penalistica, se vogliamo, non produce i risultati desiderati, o solo in parte. Innanzitutto perché il lavoratore si mette spesso personalmente a rischio per denunciare le pratiche di intermediazione, ma soprattutto perché si tende a ignorare l'apporto strutturale che l'intermediazione informale continua a dare alla produttività economica nel settore agroalimentare. Secondo elemento molto importante, secondo me, è quella di puntare su una politica attiva per la residenza. Spesso la residenza nelle politiche, diciamo, attive contro il caporalato e contro il lavoro informalizzato, si soffermano su un approccio quasi unicamente o esclusivamente logistico. È proprio una frase che viene anche fuori dalla normativa del 2016, no? Cercare un approccio logistico per dare alloggio e residenza ai lavoratori stagionali. Invece, come dicevo, in molti contesti i lavoratori agricoli di origine straniera, se vogliamo chiamarli così, tornano sullo stesso territorio, o anzi vivono sullo stesso territorio da anni, e si vedono poi quasi costretti a sottoporsi a delle politiche sulla residenza, sull'accesso alla casa, che tende a canalizzarli verso delle forme di contenimento di abitazione che non sono proprio dignitose. Okay? Quindi accesso alla casa in questo caso significa molto spesso accesso al campo, o accesso al campo stagionale, o alle strutture stagionali. Poi il terzo elemento chiave, e qui ovviamente è, diciamo, l'elemento più difficile, per non dire che gli altri elementi sono facili, però qui diciamo una prospettiva più globale considera la ripartizione del reddito agricolo, no? Ovviamente se io parlo qua soltanto della produzione del pomodoro come industrializzato per la salsa, come si chiama, un 7-10% soltanto del prezzo totale che noi paghiamo abitualmente se andiamo a comprare le nostre scatole di pomodoro nelle catene della grande distribuzione. Soltanto 7-10% è destinato al produttore, e quindi il produttore deve sottrarre i costi della semina, della raccolta, eccetera, quindi si trova spesso quasi costretto come dire, ad intervenire nell'unico tassello in cui ha ancora una minima libertà di azione, ed è quello del costo di lavoro. Ok? E quindi qui si trova ovviamente anche una difficoltà strutturale del modo in cui la catena alimentare, cioè diciamo la filiera agroalimentare viene organizzata, e come penalizza anche i produttori stessi. Se poi parliamo anche, magari qualcuno ha visto anche l'articolo di Stefano Liberti sulle aste a ribasso, eccetera, si tende ancora di più a giocare al ribasso sul prezzo della produzione. E quindi
Sì, ecco, magari brevemente sul caso della Basilicata che ho studiato personalmente. Lì, secondo me, questi tre aspetti si sono verificati in modo molto eclatante, nel senso che negli ultimi anni il governo regionale, attraverso il tavolo di intervento sull'immigrazione, ha lavorato soprattutto su un approccio logistico, se la voglio chiamare così, mettendo in piedi dei campi stagionali, con la collaborazione della CGIL, della Caritas, della Croce Rossa, che tende ad organizzare, diciamo, tutto l'aspetto dell'abitare, ma anche della residenza, in modo abbastanza militaristico, no? Con tanto di tessere di accesso, quasi un ricatto della residenza. Se la vuoi rinnovare devi per forza registrarti nel campo, però dall'altra parte si vede sul campo che veramente pochi lavoratori scelgono poi di andare a stare in questi contenitori, questi container, letteralmente, perché sono lontani dal posto di lavoro, perché non, come dire, non danno un'opportunità di abitare in modo dignitoso e ovviamente non danno accesso a tutte le reti di intermediazione informale del lavoro che invece sono presenti nei ghetti e negli insediamenti informali. E quindi, nonostante, diciamo, l'insistenza di alcune mosche bianche sul territorio, sulla necessità di organizzare una politica abitativa di residenza più strutturale, in collaborazione con i comuni, eccetera, l'approccio regionale tendeva sempre ad insistere su questo approccio logistico, e quindi produce un contrasto che finora non si è risolto. Sì, io mi soffermerei qui, ci sono ovviamente tutta un'altra serie di aspetti che riguardano la regolarizzazione, anche tutta la tematica del Covid, sanità, eccetera, però poi magari possiamo affrontare in un secondo momento. Grazie Timothy. Volevo chiedere intanto se ci sono domande e riflessioni su questa prima parte, che ha sì un approccio da un lato più teorico, perché appunto, come vi diceva Timothy, lui è un accademico ma ha fatto anche tanta ricerca sul campo. Quindi se ci sono domande da rivolgere a lui ne approfitterei adesso, perché poi dopo ci deve salutare. Ok, direi di no. Allora, passerei almeno al secondo intervento che insomma farà Marco Mizzolo. Anche qui non c'è bisogno di grandi presentazioni, direi. Marco è sociologo Eurispes, presidente di Tempi Moderni, consulente di Amnesty International Italia, è stato nominato anche dal presidente Mattarella Cavaliere della Repubblica per meriti di ricerca e di impegno contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. Il suo contributo è enorme ormai da molti anni, e ha scritto appunto due volumi sicuramente importanti e ha contribuito con articoli e ricerche. Quindi io sono sempre molto contenta quando riusciamo a fare degli incontri insieme, anche perché si stimolano riflessioni sempre importanti per me. Quindi vabbè, Marco per noi ha curato ovviamente il capitolo
sull'Agropontino. Gli lascerei direttamente la parola sia per raccontare un po' la storia di quel territorio, ma anche gli ultimi aggiornamenti. Grazie Marco. Grazie Ilaria, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti e a tutti, e per me è anche un piacere intervenire. Saluto te, saluto Timothy, saluto Nicola e ovviamente tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando e che invito, come dire, a dialogare con noi, perché il nostro percorso è un percorso dialettico, cioè nel senso noi affrontiamo un tema complesso e proprio in quanto complesso è necessario il punto di vista, il contributo di tutti per esplorare delle dimensioni che generalmente si rischia di sottovalutare e che invece sono porte di accesso per altri percorsi di ricerca che sono sempre interessanti ed importanti. Io mi sono concentrato appunto sull'Agropontino perché vengo da quel territorio, una buona parte delle mie ricerche si fondano per l'appunto sull'esperienza di analisi, studio e ricerca sul campo mia personale, con riferimento in particolare, ma non in via esclusiva, ma certamente in particolare, alla comunità indiana di quel territorio, soprattutto Sikh, che ho esplorato non soltanto, come dire, attraverso il mio collocarmi sul campo, ma vivendo proprio accanto a loro. Io ho vissuto 1 anno e mezzo con la comunità indiana, ho lavorato per 3 mesi come bracciante dentro diverse aziende agricole, ho seguito un trafficante di esseri umani indiano per 3 mesi e da allora seguo con attenzione tutte le evoluzioni del fenomeno ed appunto attraverso il mio saggio ho cercato di riflettere su una di queste evoluzioni. Queste evoluzioni di questi cambiamenti, di questa capacità che il sistema di sfruttamento e non soltanto ha di modificare se stesso sulla base delle ricerche, delle azioni, delle vertenze, delle variabili che si vanno modificando nel corso del tempo, che possono essere quelle normative, quelle del mercato del lavoro, quelle vertenziali, quelle per l'appunto di carattere accademico. E rappresentano per me un aspetto assolutamente affascinante, assolutamente interessante, che rompe anche un po' un luogo comune, no? Che è quello per cui il fenomeno dello sfruttamento è in sé in qualche modo banale o periferico o lontano dai grandi processi produttivi che caratterizzano altri settori. In realtà non è così. In provincia di Latina ci sono circa 7.000 aziende agricole. Il business complessivo di questo fenomeno, secondo l'ultima ricerca Eurispes, a livello nazionale è di circa 25 milioni di euro. 25 miliardi di euro, scusate. Cioè è pari quasi ad una finanziaria di un paese importante come l'Italia. La finanziaria italiana prima del Covid era di 30 miliardi di euro. Se il business di questo sistema di sfruttamento è di circa 25, noi immaginiamo, e io sostengo questa tesi e questo approccio, che questo business, che questo settore è organizzato dentro una dimensione sistemica molto diffusa, capillarmente organizzata, con delle dinamiche che si ripetono nel corso del tempo, con delle professionalità che sono molto più avanzate rispetto al ruolo che mediaticamente o giornalisticamente anche viene riconosciuto al solo caporale. Il caporale è un aspetto, il caporalato è un aspetto di questo fenomeno, ma non è probabilmente quello più caratterizzante o quello peraltro anche più interessante. Io da tempo sostengo per esempio la necessità di passare dalla lettura e dall'analisi sul caporalato a quella del padronato, potremmo utilizzare anche un altro concetto, ossia sul ruolo centrale dell'imprenditore criminale che decide, e anche questo è il frutto dell'esperienza mia di ricerca sul campo, di individuare, ossia di selezionare nell'ambito del gruppo di lavoratori e lavoratrici che lui impiega all'interno della propria azienda, colui che sarà attraverso tale selezione individuato e nominato come caporale, con il compito di reclutare i suoi connazionali tendenzialmente, ma non soltanto, da impiegare all'interno della sua azienda alle condizioni che lui stabilisce. E sono condizioni economiche, sociali, anche verbali, linguistiche, l'obbligo di utilizzare una certa terminologia, l'obbligo di non parlare all'esterno con i ricercatori di turno, con il giornalista, con il sindacalista, con le forze dell'ordine, con l'impiegato pubblico che pone la domanda del tipo dove lavori e quanto ti pagano e quante ore di lavoro sei impiegato al giorno. Quindi, come dire, anche il tema del linguaggio è un tema centrale. Su questo Federico Faloppa, un docente di sociolinguistica a Londra, ha scritto
delle ricerche strepitose, straordinarie. Nella mia esperienza, inizialmente, vi dico anche abbastanza in maniera ingenua, io domandavo quasi in maniera frontale al lavoratore immigrato gravemente sfruttato dove lavorasse e in quali condizioni e come considerasse il suo datore di lavoro. La risposta era quotidianamente sempre la stessa: padrone bravo. E padrone bravo era la rappresentazione di una condizione che non poteva essere dichiarata apertamente se non in maniera velata. Padrone bravo è un ossimoro. Io domando sempre, ma può esistere una persona nel contempo che pretende di essere chiamato padrone però anche bravo? Questo ossimoro, questa contraddizione anche di carattere concettuale si rappresentava attraverso una formulazione linguistica basica che però mi metteva su una traccia e nel contempo mi diceva che non c'era la libertà di parola, non era soltanto una scarsa conoscenza della lingua italiana, non era soltanto un vocabolario ristretto, era l'impossibilità di raccontare, il divieto di raccontare ciò che accade ancora oggi purtroppo in gran parte della provincia di Latina. Questo divieto di raccontare, badate, è proprio una evoluzione del fenomeno anche tra le più recenti, che si è in qualche modo trasformata sulla base della volontà del padrone di non dire più al datore di lavoro tu non devi parlare, ma si è trasformata nella recitazione di un canovaccio prestabilito, in qualche modo preimposto, per cui allo stato attuale, dopo le vertenze che abbiamo organizzato, quella più importante è quella del 18 aprile del 2016, con circa 5.000 uomini e donne di origine immigrata che hanno manifestato in Piazza della Libertà Latina, poi ne sono avvenute altre, ci sono state vertenze molto importanti, tutto questo ha rappresentato un punto di svolta, no? Ma la reazione del sistema di sfruttamento quindi non è stata più non devi dire che non c'è sfruttamento, perché questo sarebbe risultato evidentemente fallace come espressione, evidentemente nascondeva altro, ma devi al contrario raccontare che tu vieni pagato per esempio 8 euro, 9 euro lorde l'ora, che hai un regolare contratto di lavoro, che non hai alcun genere di problema, che non c'è il caporale. Cioè devi dare una rappresentazione a chi interroga, a chi fa ricerca, a chi fa inchiesta, alle forze dell'ordine, agli ispettori, o tu stesso attraverso il linguaggio che usi con la tua famiglia di origine o con il complesso di network sociale dentro il quale ti collochi, per cui dentro questa azienda non c'è alcun genere di problema. E questo avviene anche durante le ispezioni all'interno della stessa azienda. Nel testo nel saggio che io ho scritto, e anche per questo io ringrazio della vostra attenzione sul tema, io racconto del processo che si è innescato e che ho definito di resilienza del sistema di sfruttamento lavorativo nel Pontino subito dopo gli scioperi e le vertenze organizzate in quel territorio, dove noi immaginavamo ancora una volta in maniera abbastanza ingenua che l'azione in sé vertenziale o sociale portata avanti rappresentasse un punto di svolta per noi estremamente positivo e per quelli che invece sfruttavano, compresi caporali e trafficanti, completamente negativo. Abbiamo registrato invece una straordinaria capacità di rispondere a quel complesso sistema di vertenze attraverso una riorganizzazione del sistema stesso. E badate, anche particolarmente sofisticata. Una reazione che immaginavamo era quella tipicamente violenta. Il lavoratore indiano che è sceso in piazza e che ha iniziato a raccontare, che ha iniziato a denunciare, che si è permesso di conquistare uno spazio pubblico, perché l'elemento centrale di quella manifestazione è stato il passaggio da un luogo iper privato, l'azienda del datore di lavoro che sfrutta, ad un luogo pubblico, iper centrale, iper pubblico, sotto lo sguardo delle istituzioni. Piazza della Libertà Latina è sotto la prefettura di Latina, è a 100 metri dal comune di Latina, è a 200 metri dalla questura di Latina. Quindi la conquista di quello spazio è una conquista di emancipazione forte, di visibilità chiara. E quindi la reazione che immaginavamo era quella tipicamente violenta. Adesso tu torni a lavorare il giorno dopo lo sciopero nella mia azienda e la reazione è appunto il licenziamento diretto, l'aggressione. C'è stato anche questo, ma molto spesso invece la reazione è stata quella di rompere l'unità dei lavoratori lì organizzata ed ottenuta, innescando un sistema di competizione all'interno della stessa squadra di lavoro, agendo nella sostituzione di coloro che avevano partecipato allo sciopero
e che per questo sono stati considerati da alcuni datori di lavoro, ci sono delle interviste, delle intercettazioni strepitose dei ribelli, o meglio non più affidabili, con i richiedenti asilo dentro i centri di prima accoglienza presenti nel territorio pontino. E cioè dire, mando via, licenzio colui che si è ribellato, lo sostituisco, diciamo così, con il più fragile tra i fragili, che significava in quella specifica frangente con colui che non aveva seguito il percorso che noi avevamo avviato di consapevolezza e di emancipazione e divertenza, che aveva una conoscenza della lingua italiana ancora inferiore, che aveva una residenza dentro un luogo che per me era inaccessibile, no? Il centro di prima accoglienza, che veniva reclutato direttamente nel centro di prima accoglienza con il furgoncino del caporale, che veniva lì mandato dal datore di lavoro su accordo dell'associazione o dell'organizzazione che gestiva quel centro di accoglienza. In una dinamica che è competitiva anche dal punto di vista culturale e religioso ed estremamente interessante. Non è stato un caso se il datore di lavoro ha deciso di coinvolgere proprio il richiedente asilo africano e musulmano, ben sapendo che per esempio i musulmani sono stati gli occupanti del Punjab e che gli indiani dunque, ritrovandosi a lavorare con il musulmano di origine africana, sviluppavano una sorta di fastidio indotto dal fatto che quella presenza gli ricordava l'occupante, che peraltro aveva portato ad episodi di resistenza importanti, rilevanti del sikhismo e alla costruzione della natura militaresca dello stesso. Quindi questa competizione, che è molto articolata, ha prodotto lo spaccamento, la rottura dell'unità dei lavoratori e delle lavoratrici. E in alcuni casi ancora più avanzati c'è stata non soltanto l'introduzione dell'immigrato richiedente asilo africano e musulmano, ma anche di altri lavoratori, per esempio originari dei paesi dell'est. E quindi dunque guardate, nella stessa aziende che impiegano anche 150-200 lavoratori durante la fase del raccolto, si trovavano a lavorare contemporaneamente nella fase immediatamente successiva agli scioperi braccianti indiani e dunque migranti economici che rispondono a certi diritti, a certe norme, a certe procedure e hanno un luogo di residenza pubblico in qualche modo, no? Cioè il residence pubblico o un luogo di residenza accessibile. Il richiedente asilo che abita invece dentro un centro di accoglienza, di prima accoglienza, che è un migrante forzato e risponde ad altre norme. E poi il migrante europeo proveniente dai paesi dell'est, che parlava un italiano ancora più corretto, che aveva un dialogo diretto con il datore di lavoro e quindi si è rotto completamente, si è innescato un sistema di competizione che è stato studiato e voluto in reazione a quel percorso di contestazione e di emancipazione che si era invece avviato. E questo è stato un elemento di estremo interesse. Attualmente noi stiamo registrando per esempio un costante inserimento dentro questa dinamica delle donne, comprese le donne indiane. E anche questo, badate, è un elemento di estremo interesse che va studiato, monitorato, non soltanto perché ci sono degli aspetti più estremi che sono stati già rilevati, studiati, denunciati anche pubblicamente come ricatti e violenze di carattere sessuale, ma un'attività di controllo molto particolare, molto sofisticata, che ancora una volta viene messa in campo direttamente dal datore di lavoro, che non avviene soltanto attraverso l'intervento sul corpo della donna, attraverso le mani, ma anche attraverso le orecchie e gli occhi. Faccio un esempio: in un'azienda agricola che fattura oltre 12 milioni di euro l'anno, 12,8 milioni di euro l'anno, quindi un'azienda che commercializza a livello internazionale, che ha un'importante organizzazione produttiva, che ha un livello appunto di relazioni piuttosto rilevante. Durante la pausa di lavoro, le lavoratrici indiane sono costrette non a parlare nella loro lingua di origine, ma soltanto ed esclusivamente in italiano. Pena una sanzione amministrativa, che può andare dalle 20 a 50 euro al giorno. E dopo la terza sanzione amministrativa il datore di lavoro non ti licenzia perché teme la vertenza, ma non ti rinnova il contratto di lavoro. Perché c'è l'obbligo durante la pausa di lavoro di parlare esclusivamente in italiano? Perché c'è un'attività di controllo sul linguaggio, sul discorso tra quelle due lavoratrici. Il datore di lavoro deve apprendere se c'è la volontà di rivolgersi ad Ilaria per denunciare le condizioni appunto lavorative nelle quali sono
precipitate, oppure da un medico per raccontare delle violenze, oppure dalle forze dell'ordine o da un sindacato, eccetera, eccetera. E quindi non soltanto l'attività, come dire, criminale legata al ricatto e alla violenza di carattere sessuale, ma l'attività di controllo sui dialoghi e dicevo anche visivo, perché c'è un'attività che viene agita dal datore di lavoro anche sulle sue lavoratrici, in particolar modo immigrate, attraverso il controllo dei social. Cioè se una lavoratrice si prende mezza giornata di ferie e in quella fase si fa una foto, perché questi sono casi che abbiamo studiato e rilevato, per esempio in Piazza della Libertà Latina, ancora una volta, dove c'è la stazione provinciale dei Carabinieri, e dunque manifesta pubblicamente il rischio per il datore di lavoro di presentarsi, di andare a parlare con i Carabinieri, con il comando provinciale, viene immediatamente richiamata, non all'ordine attraverso la semplice telefonata, ma richiamata al lavoro. E gli viene chiesto perché si trovasse lì, quali erano le sue intenzioni, figuriamoci se postasse invece una fotografia in cui si trova a parlare con un giornalista o con qualcuno che è impegnato su questo tema. E in quel caso, peraltro, il licenziamento, badate, è un'altra cosa interessante perché è di natura più collettiva, non riguarderebbe più la singola donna, ma anche il marito nel momento in cui lavora nella stessa azienda. Cioè c'è un'attività di punizione che coinvolge e riguarda l'intero nucleo familiare. E chiaramente è particolarmente pesante da questo punto di vista per quel nucleo stesso, con un altro elemento ulteriore, perché come non c'è come lo sfruttamento deve essere inteso anche in senso collettivo, così l'attività del datore di lavoro deve essere intesa in maniera collettiva. Il nome di quel ragazzo, di quella ragazza che si è permesso di parlare con i carabinieri o di rilasciare una dichiarazione, eccetera, viene trasmesso via mail o via SMS dal datore di lavoro, dal suo ex datore di lavoro, ai suoi colleghi, indicando quella persona come una persona non affidabile e quindi da non assumere, con una forma di discriminazione anche piuttosto importante. E ancora una volta non deve essere assunta non solo quella persona, ma l'intera famiglia. Voi capite che si determina da questo punto di vista un elemento di discriminazione, di allontanamento, di impoverimento che è particolarmente potente. Così come, lo abbiamo anche questo denunciato e studiato diverse volte, c'è un processo di spoliazione dell'identità dell'immigrato indiano. Il percorso che vi ho detto che abbiamo provato a mettere in campo era molto fondato sull'autodeterminazione e l'autorappresentazione della propria storia e della propria identità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici indiane, no? Durante lo sciopero noi abbiamo chiesto a loro di presentarsi con i loro abiti sacri o tipici durante la manifestazione con il turbante e lo hanno fatto, ma da quel momento in poi l'assunzione dentro alcune aziende prevede la spoliazione di parte di quell'identità, cioè io ti assumo, ma puoi venire qui a lavorare già da domani, ma non devi indossare il turbante, ti devi tagliare la barba, non puoi portare il kirpan, il pugnale sacro degli indiani. E questo non è semplicemente l'attività, come dire, violenta e del datore di lavoro, è il tentativo di spogliare quella persona della sua storia, della sua identità, di renderlo più fragile, di renderlo più ricattabile, in un duplice stato, più ricattabile perché il soggetto chiaramente più emarginato si riconosce meno nella sua comunità e percepisce e avverte anche uno stato di frustrazione perché ha violato delle regole che sono morali e religiose, ma viene lui stesso discriminato all'interno della sua stessa comunità, perché è considerato per l'appunto uno che in qualche modo ha ceduto e quindi ha meno accesso a quelle pratiche di solidarietà interne, al sistema di informazione che viene organizzato all'interno della stessa comunità, anche solo fondamentale per capire quali tra le 7.000 aziende agricole ha bisogno di altri lavoratori e quindi no, per determinare un accesso ulteriore ad altre attività lavorative. E questo determina una vulnerabilità gravissima, oltre che una trasformazione, qualcuno parla da questo punto di vista di deumanizzazione, ma certamente è un processo di spoliazione, di compromissione dell'identità e della storia di queste persone, che contribuisce a determinare la figura che io non condivido perché considero particolarmente retorica dell'invisibile. Io contesto
puntualmente il concetto di invisibilità, perché a me pare che questo rimandi al linguaggio, agli interessi e alla volontà stabilita dal datore di lavoro criminale, che vuole rendere quella persona invisibile e dunque massimamente ricattabile. Io credo che questi uomini e queste donne non vengano visti da noi. Siamo noi che non accendiamo sufficientemente attenzione, relazione e riflessione sulla loro presenza, sulle modalità attraverso le quali vengono reclutati, sulle modalità di lavoro, sulle relazioni transnazionali, sui rapporti che hanno all'interno della famiglia, eccetera, eccetera. Sui luoghi dell'abitare, come è stato giustamente ricordato da Timothy, io sono d'accordo. Il tema dell'abitare è un tema straordinariamente rilevante. Il concetto di invisibilità, che è molto giornalistico, ma che io ritrovo anche in alcune pubblicazioni accademiche, è un tema che non condivido. È la rappresentazione del linguaggio padronale che vuole quel lavoratore come soggetto subordinato, massimamente subordinato, dunque invisibile, e invisibilizzato così è anche lo sfruttamento. Nel nostro percorso l'elemento centrale che ci ha permesso di innescare dei cortocircuiti, badate bene, è anche questo un elemento importante, non è stato l'avvertenza, non è stata in realtà la manifestazione, ma l'accompagnamento in un processo di formazione e di informazione, che poi noi abbiamo fondato su due grandi autori. Mi permetto di citarli: uno è Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, e l'altro è Danilo Dolci, La maieutica di Danilo Dolci. Ma soltanto attraverso un processo di accoglienza, di formazione, di informazione sul tema dei diritti, delle cittadinanze sociali, delle cittadinanze effettive, delle pratiche, delle procedure necessarie per rinnovare i permessi di soggiorno, si è sviluppato quella consapevolezza da parte di quella persona o di quelle persone che ha portato poi queste a prendere coscienza dello sfruttamento nel quale erano precipitate ed immaginare e poi praticare percorsi alternativi, altrimenti 5.000 persone non si portano in piazza. È stato un processo lungo, complesso, in cui abbiamo reso più sofisticata e quindi necessariamente più articolata in relazione proprio al sofisticato sistema di sfruttamento le pedagogie messe in campo. Per esempio l'insegnamento dell'italiano non lo abbiamo organizzato in funzione della capacità della persona immigrata gravemente sfruttata di andare a fare la spesa, di dire buongiorno e buonasera, ciao come stai, grazie prego, ma in funzione della sua capacità di leggere il contratto di lavoro, di leggere e interpretare in maniera corretta la busta paga, di apprendere le procedure per rinnovare la carta, il permesso di soggiorno oppure la carta di identità. In provincia di Latina, fino a circa 6 anni fa, per un bracciante immigrato gravemente sfruttato, il rinnovo della carta di identità costava circa 800 euro. Non c'era soltanto l'obbligo di rivolgersi al caporale perché questo ti forniva il servizio, tra virgolette servizio, necessario per rinnovare la carta di identità in collusione con un impiegato pubblico che permetteva poi di rilasciare la stessa, ottenendo in cambio metà di quegli 800 euro, 400 euro. Ma c'era anche l'assoluta difficoltà per quel lavoratore di entrare dentro uno spazio pubblico, di attraversare il centro delle città, di entrare dentro un ufficio pubblico dove la cartellonistica è scritta tutta in italiano, dove l'impiegato pubblico parla soltanto italiano, dove non c'è un mediatore o una mediatrice culturale, e si deve rivolgere con il suo italiano a quella persona, ottenendone in cambio a volte delle reazioni non propriamente edificanti. Cioè quel passaggio dal luogo di residenza o dal campo al centro della città, che può essere Sabaudia a Bologna, Latina a Roma o qualunque altra, ma comunque al centro della città, sotto lo sguardo e quindi anche il giudizio degli autoctoni, degli italiani. Lui che si muove con la bicicletta, a volte con i pantaloni sporchi di terra, con il turbante in testa, a volte sporco di sudore, che va a chiedere presso l'ufficio X il rinnovo della carta d'identità, beh, questo è un processo estremamente faticoso, è un percorso in salita estremamente faticoso.
Allora il percorso che noi abbiamo innescato è stato anche di accompagnamento di questa persona, di questo ragazzo, di questa ragazza in questo percorso per fargli apprendere le pratiche, le procedure, i linguaggi che devono essere utilizzati, i linguaggi che ci si deve attendere in risposta alle proprie domande da parte di quell'impiegato, di quell'impiegata o di quel vigile urbano che ti ferma e ti domanda, per esempio, se hai un permesso di soggiorno, perché capita anche questo. Poi nel quotidiano, il quotidiano è un campo denso di significato, non è affatto qualcosa di banale, soprattutto per chi vive queste condizioni. Quindi entrare dentro quella dimensione, secondo me, è estremamente affascinante ed estremamente interessante ed estremamente utile nel momento in cui, come diceva Paolo Freire, non si lavora per gli ultimi, lui diceva, no, in questo caso i braccianti immigrati, ma con i braccianti immigrati, quando sono vittime di grave sfruttamento del lavoro, di emarginazione, di razzismo, di discriminazione. Io ricordo sempre un'intervista che mi rilasciò un imprenditore importante di Latina, ormai un po' di anni fa, quando ancora potevo intervistarli, e questo aveva anche lui all'entrata di Latina, non nella periferia estrema delle campagne pontine, all'entrata del capoluogo, un'impresa che anche in quel caso fatturava oltre 12 milioni di euro, dietro le sue serre aveva 3 container utilizzati come i vecchi container per il terremoto, no? Negli anni 80, senza bagni, senza corrente elettrica, eccetera. C'erano 3 famiglie indiane, compresi i bambini piccoli, e ognuno di questi pagava 100 euro d'affitto. Alla domanda che io rivolsi a questa persona dinanzi alla telecamera pubblica, cioè la telecamera di Stato, ad una TV di Stato, impresa diretta, perché lei permette a queste persone di vivere in questo modo e peraltro ottiene anche 100 euro al mese, fatturando oltre 12 milioni di euro all'anno? La risposta che mi diede: quando sono venuti questi, bevevano dal naso, noi abbiamo insegnato loro a bere dalla bocca. Lo sfruttamento non è soltanto lavorare tante ore ed essere pagati poco, è una dottrina a volte anche politico ed ideologica, è un approccio razzista, linguistico, dottrinario, è un sistema di costruzione del consenso e di disinnesco del dissenso. Appunto l'obbligo di utilizzare un linguaggio e non un altro, l'obbligo del silenzio e della recitazione, è propedeutico alla costruzione di quel consenso sociale al quale contribuiscono tanti liberi professionisti, avvocati, commercialisti che aiutano il padrone in questo senso, notai, consulenti del lavoro, tanti pubblici impiegati come quello ufficiale dell'anagrafe che rinnova le carte d'identità ad 800 euro, eccetera, eccetera, compresa la nostra indifferenza, che è una variabile fondamentale, che arriva addirittura a definire questi uomini che abitano nel nostro quotidiano degli invisibili. La costruzione del consenso e il disinnesco del dissenso sono l'elemento centrale che fa di uno sfruttatore un padrone, perché questo si colloca al vertice non soltanto del sistema di produzione in cui lui è appunto la somma, l'elemento più elevato, e alla base invece il lavoratore o la lavoratrice gravemente sfruttata, ma si colloca sul piano superiore anche dal punto di vista istituzionale, perché quel consenso diventa il capitale sociale fondamentale anche per la politica. Quel consenso utilizzato attraverso lo sfruttamento, e quindi questa macchina generale, è lo strumento fondamentale attraverso il quale si condizionano le campagne elettorali. In provincia di Latina, durante le campagne elettorali, che possono essere quelle comunali, regionali o nazionali, molto spesso iniziano dentro alcune aziende agricole. Molto spesso i finanziamenti ad alcuni partiti politici sono fatti da aziende agricole o gruppi datoriali. Non credo che sia un caso. E non è un caso se subito dopo l'approvazione della legge 199 del 2016, la prima dichiarazione pubblica dell'allora ministro dell'Interno e dell'allora ministro dell'Agricoltura, uno Salvini e l'altro Centinaro, nell'ambito di una manifestazione di una categoria datoriale, la Coldiretti, fu: quella norma va cancellata. La saldatura di questi pezzi
fondamentali che derivano dallo sfruttamento e che sono pezzi di potere che sono anche dentro le istituzioni, poi contribuiscono al ripetersi del fenomeno, alla sua evoluzione anche dal punto di vista procedurale, normativo e alla mancata promozione e promulgazione di quelle leggi fondamentali che servono a riformare il sistema. Anche su questo io sono d'accordo con Timothy. C'è stata una concentrazione eccessiva sugli aspetti, come dire, repressivi del fenomeno e non su quelli di riforma del mercato del lavoro, delle leggi sulle migrazioni, delle procedure, dei percorsi di trasparenza, di partecipazione, di cittadinanza attiva, di riconoscimento della cittadinanza giuridica. Sono elementi che sono drammaticamente mancati. Ci sono ragazzi che sono 30 anni, hanno 40 anni, sono presenti in Italia da 30 anni, quindi hanno una presenza in Italia che è 3 volte rispetto a quella che loro hanno in India, eppure non hanno ancora diritto alla cittadinanza. Eppure hanno lavorato da noi, nelle nostre aziende da 30 anni, non tornano in India da 30 anni, hanno denunciato e sono dentro processi molto particolari i propri datori di lavoro, ma non hanno diritto alla cittadinanza, cioè non hanno diritto all'elemento centrale che permette a loro di riconoscersi parte di una comunità politica e dunque parte dello Stato. È un elemento centrale di quel processo di allontanamento e di emarginazione di cui è responsabilità per l'appunto anche il potere pubblico per eccellenza. Sono a voi. Io ringrazio veramente Marco per questo spaccato e queste riflessioni, oltre al racconto. Così ripasso la parola subito a voi, a Ilaria, a Marco ancora, ma volevo appunto sollecitare anche una riflessione collettiva, visto che siamo poi questo percorso poi che andiamo a strutturare parla soprattutto a operatori, a chi ha le mani all'interno di processi di questo tipo con diverso ruolo. Mi sembra una riflessione molto interessante, proprio lo spaccato che ci consegna Marco, partendo da un caso specifico, da un territorio specifico, ma che con diverse declinazioni si può leggere in tantissime altre situazioni. Ma anche oltre l'agricoltura, peraltro, quindi non solo all'interno di altri territori, ma anche se l'agricoltura ha delle specificità, all'interno di altri settori lavorativi. Mi sembra interessante fare una riflessione anche tra noi, che siamo in parte addetti ai lavori, perché molto spesso emerge da parte di chi affronta questi temi dal punto di vista professionale, c'è un rischio di vivere il tema come parallelo o addirittura alternativo alle strade invece dell'empowerment, dell'emancipazione, della lotta, della battaglia, della rivendicazione. Mentre a me pare che dall'intervento di Marco oggi invece ci viene consegnato questo approccio a tutto tondo, legato ai processi anche di tutela e di contrasto al fenomeno, che non può non passare appunto attraverso l'uscita anche dalla rivittimizzazione delle persone sfruttate, e che quindi può assumere ovviamente diverse strade, ma ecco, mi piace sempre questa idea di vedere questo pezzo che spesso comporta un dispendioso lavoro degli operatori che mettono le mani in processi che ci portano fino a dove adesso ha chiuso Marco, quindi, e che ha toccato anche prima Timothy, quindi a processi del mercato, a processi capitalistici, a processi di sfruttamento più generali, ma che appunto abbiamo bisogno nel nostro lavoro di non guardare come elementi separati. Non ci sono le strade alternative, cioè o c'è la battaglia o c'è la tutela, o c'è lo stare dentro ai percorsi di protezione o c'è invece la rivendicazione. Ma per aggredire questi processi assolutamente abbiamo bisogno di costruire un atteggiamento, una propensione, sapendo che ovviamente ognuno ha il suo ruolo dentro a questa vicenda, ma che abbia chiaro questo appunto i percorsi appunto di liberazione
di contrasto e di tutela hanno questo tipo di sguardo. E proprio per questo io ripasserei, vedo che c'è anche una domanda, quindi c'è Elena Evangelisti, adesso darei la parola a lei per una domanda e poi ovviamente già a Ilaria e ancora a Marco per sollecitarvi su questo. Cioè, da una parte hai nominato, Marco, la legge del 2016, quindi no, forse Ilaria aveva voglia di toccare questo punto, e poi io vi direi anche come in questo quadro complesso si inserisce invece in questo scenario il quadro del piano, no? del piano triennale, appunto dei tentativi più o meno portati a compimento di strutturare un percorso più generale all'interno di questo. Però ecco, intanto darei la parola a Elena, prima ovviamente di andare poi sul pezzo anche legato al programma del corso. Scusate, rubo solo 10 secondi per salutarvi, ringraziarvi ancora. Grazie, Timothy. Ho trovato veramente molto pertinenti i commenti di Marco e spero di collegarmi ancora. L'unico pensiero, se non, come dire, non voglio lanciare una boutade, però secondo me, se vogliamo credere che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, bisogna ripensare attivamente che cosa significa questa cittadinanza basata sul lavoro. Vi lascio con questo pensiero aperto, spero di collegarmi molto presto. Arrivederci. Ciao Timothy, grazie ancora. Ciao Timothy, grazie mille, è stato un Grazie. piacere. Ciao Marco, ciao Ilaria, ciao a tutti. Ciao. Elena, avevi una domanda? Sì, io volevo chiedere al dottor Omizzolo se ci può spiegare meglio quali sono stati i risultati ottenuti dalla manifestazione, perché mi veniva una riflessione sul fatto, sullo sciopero di cui lei ha raccontato. Mi chiedevo anche se lo sciopero è stato un evento di un giorno oppure se è stato invece si è protratto più a lungo, se sono state diverse giornate. Perché io lavoro in uno sportello che si occupa di orientamento al lavoro ed è principalmente rivolto a persone straniere. Facciamo tantissima informazione sul diritto dei lavoratori, sulla lettura delle buste paga, sulla lettura dei contratti di lavoro, sui diritti dei lavoratori. Quindi lavoriamo molto su tutto quello che è accompagnamento, supporto generale all'inclusione sociale, a conoscere strumenti linguistici che ti permettono di essere autonomo sul territorio, però un po' quello che invece osservo è che mentre la parte della tutela è ampiamente coperta, la parte della lotta invece è molto più limitata rispetto a invece quest'altro tipo di intervento. E mi chiedevo quale fosse, lei ha parlato di una manifestazione di piazza, mi chiedevo quale fosse lo strumento di lotta più efficace, accompagnato sempre da questa parte dedicata all'accompagnamento, questa parte più culturale, perché secondo me abbiamo perso tanto in questo ambito negli anni, abbiamo perso tantissimo di tradizione culturale italiana che ha portato a ottenere dei diritti che piano piano si stanno disintegrando e chiaramente l'avvertenza sindacale è uno strumento molto limitato anche quello perché spesso il lavoratore è da solo, se non sono aziende particolarmente sindacalizzate in cui ci sono dei grossi gruppi di lavoratori che riescono a fare un'avvertenza efficace, ma mettere un lavoratore con pochi strumenti anche di conoscenza della lingua, di conoscenza, come dire, di comprensione di quello a cui sta andando incontro è veramente difficile. Quindi lascio la parola a lei se può darci dei suggerimenti. Assolutamente sì, con grande piacere. Bisogna... Allora, una cosa che secondo me si lega al suo intervento sta proprio nell'introduzione al saggio che io ho scritto per la Collettanea, no? Dove ricordo per esempio la rivolta di Rosarno del 2010, quella di Nardò nel 2011, quella dell'Agropontino
del 2016, del 2019, ma poi ce n'è stata un'altra anche nel 2020, che sono non degli episodi casuali, ma sono in qualche modo la dimostrazione di una vertenza o di vertenze fondamentali che sono ancora possibili, e anche di un attivismo, di un protagonismo degli immigrati, non soggetti passivi, non soggetti che devono essere guidati perché altrimenti non sanno muoversi o camminare, ma al contrario che sanno mettere in campo anche delle vertenze piuttosto importanti, che hanno avuto delle conseguenze anche sul piano normativo, quindi già questo è un risultato di fondamentale importanza. Rispetto alla prima, organizzata in provincia di Latina, quella è stata la conseguenza proprio di quel processo di formazione, di accoglienza, di accompagnamento, di informazione che nei mesi precedenti noi abbiamo messo in campo con un progetto specifico che si chiamava Bella Farnia, perché il residence, il luogo di residenza di gran parte della comunità indiana, era all'interno di questo residence, per l'appunto si chiamava Bella Farnia, dove lì abbiamo aperto degli sportelli particolari, aperti per esempio di notte, aperti la mattina molto presto, lavoravamo il sabato e la domenica anche la sera molto tardi, dentro una dimensione sempre collettiva, ma individuale, cioè non entrava il singolo partecipava sempre ad una discussione collettiva dove lui era in maggioranza con i suoi connazionali, dove erano impiegati dei professionisti che si erano adeguatamente formati non solo rispetto alla questione delle migrazioni, penso all'insegnante di italiano o all'avvocato, ma con riferimento specifico alla comunità di riferimento, in questo caso indiana, quindi conoscevano la storia, la cultura, i linguaggi di questa comunità, il verbale e il non verbale. Questo creava necessariamente dei link culturali, no? Dei legami culturali di interpretazione che non dovevano essere mediati da nessuno. Noi utilizzavamo dei mediatori culturali che in questo caso non erano dei professionisti tradizionali, ma erano delle persone che avevano avuto nel loro passato l'esperienza di sfruttamento dentro le campagne. Questo perché? Perché per noi era fondamentale che il mediatore comprendesse la dimensione reale del suo connazionale che si trovava davanti e fosse in grado di interpretarlo in maniera corretta anche rispetto ai silenzi che venivano manifestati o alle rappresentazioni fuorvianti. Quindi nel momento in cui io avessi usato invece un mediatore tradizionale, questi elementi che sono centrali ma non immediatamente percepiti sarebbero stati nascosti, sarebbero stati non colti, e questo poteva innescare un cortocircuito culturale piuttosto importante. Ma questo processo è durato a lungo, è stato quotidiano, è stato sistematico, è stato molto impegnativo, è stato anche molto rischioso ed è stato propedeutico all'organizzazione dello sciopero che non è stato voluto da noi. Questo è un altro passaggio importante ed è uno dei risultati ottenuti. Lo sciopero non lo ha deciso l'operatore o l'operatrice impegnata in questo progetto o impegnato in questo percorso anche di analisi di ricerca. Cioè è stata la comunità indiana ad un certo punto a dirci vogliamo organizzare una manifestazione, vogliamo uscire allo scoperto. E a quel punto noi ci siamo messi a disposizione di questa richiesta. Un altro fondamentale risultato è stato quello che dicevo in passato, no? In precedenza, il passaggio dal luogo privato dove avveniva lo sfruttamento, l'azienda del datore di lavoro, al luogo pubblico dove loro potevano manifestare non soltanto la loro condizione di uomini e donne sfruttate, ma anche la loro condizione di immigrati, con una loro cultura, una loro religione attraverso tutto quel carico simbolico che era rappresentato dal turbante, dagli abiti sacri. Noi abbiamo dato loro il microfono, un rischio, perché potevano dire qualunque cosa, non avevamo il controllo. Ma il segreto era esattamente questo, quello di dare a costruire con loro uno spazio di libertà in cui loro erano totalmente protagonisti. Totalmente protagonisti. Anche al rischio che qualcuno potesse dire il nome e cognome dell'azienda X e per questo noi essere denunciati. Però quello era uno spazio di libertà. Io lo definisco sempre uno sciopero, ma è riduttivo e a volte fuorviante, no? Definirlo soltanto così. È stata una manifestazione in cui la parte sommersa della nostra comunità è emersa, ha manifestato, ha verbalizzato, ha rappresentato la propria cultura dentro uno spazio pubblico, carico anche dal punto di vista istituzionale. Dicevo, c'era la questura, il comune, la prefettura. Tanto è vero che, badate, questo ha permesso a uno dei partecipanti, ad un ragazzo indiano, di prendere il microfono in italiano, rivendicare non l'elemento economico, cioè non disse noi vogliamo più
soldi in busta paga. C'è anche un video su YouTube, lui disse: noi siamo stanchi di essere chiamati pecore o animali. Cioè disse o rivendicò un elemento di dignità, disse noi esistiamo come uomini e come donne. Quindi quello è stato non uno sciopero strettamente sindacale, con tutto il rispetto, ma una manifestazione alla conquista di uno spazio che si era connotato ed è stato connotato anche in questa direzione. Altro risultato: il giorno dopo, le settimane successive, quello sciopero ha prodotto una serie di micro scioperi auto-organizzati in decine di aziende, dove non c'era più anche l'italiano, il sottoscritto, ma dentro decine di aziende agricole della provincia di Latina, la squadra di 2, 3, 5, 8, 12 lavoratori indiani si organizzavano e manifestavano contro il datore di lavoro per rivendicare banalmente una retribuzione più alta, oppure maggiore sicurezza sul lavoro, oppure delle pause pranzo più ampie, oppure il bagno chimico, oppure il materiale antinfortunistico, quindi scarpe antinfortunistiche, eccetera, eccetera. Percorsi ed elementi di cognizione che noi avevamo sviluppato nei percorsi di formazione. Loro li avevano rivendicati autonomamente, ma questa onda lunga è stata una conquista straordinaria. Altro elemento che è emerso: molti datori di lavoro autonomamente hanno alzato le retribuzioni. Prima dello sciopero la retribuzione media era di 3,50 euro l'ora. Il contratto provinciale ne prevedeva 9 euro lorde l'ora. Per lavorare 6 ore e 30 da contratto, anche 14 ore di fatto, 6 giorni a settimana da contratto, si lavorava anche tutti i giorni del mese. Subito dopo lo sciopero, anche per la numerosa partecipazione, l'esposizione mediatica che noi abbiamo voluto organizzare, portando le televisioni nazionali ed internazionali, e non a caso, perché doveva arrivare un messaggio anche alle istituzioni nazionali, alla cittadinanza nazionale e anche a quella internazionale. La retribuzione è passata da 3,50 euro a 5,50 euro, è aumentata di 2 euro. Ora qualcuno mi dirà, è poco sì, ma quei 2 euro sono state la prova di una vertenza andata a buon fine per i lavoratori. Cioè il lavoratore ha appreso che attraverso quella esposizione, quell'azione, quella formazione, eccetera, eccetera, quell'accompagnamento che ad un certo punto ha significato anche emancipazione da me operatore, perché come vi dicevo prima, Freire, lavorare non per ma con, e quindi ad un certo punto anche noi sparire da questo sistema e lasciare il campo aperto all'autorivendicazione e all'autodeterminazione. Bene, l'aumento di quei 2 euro ha rappresentato un titolo di merito per i lavoratori, hanno percepito e compreso che quella era la strada. Poi certo ci sono state le reazioni che vi ho detto, no? La sostituzione, la messa in competizione, eccetera, eccetera. Ma intanto in quella fase, per un certo periodo, altro dato di fatto che ci permette di dire che è stato un momento davvero di svolta, anzi ve ne dico altri due. I lavoratori autonomamente hanno deciso di denunciare. Prima dello sciopero, nel corso dei 5 anni precedenti, c'erano state solo 2 denunce presentate presso la Questura della Repubblica. Nel corso dei mesi successivi io stesso ho accompagnato oltre 150 braccianti, immigrati pakistani, bangladesi e indiani, alle forze dell'ordine o direttamente in procura, presentando regolare denuncia nei confronti anche dei propri connazionali, del datore di lavoro italiano, del trafficante indiano, e in molti di questi processi che si sono aperti si sono anche costituiti parte civile. Un percorso, no, di avanzamento ulteriore, non è la semplice sottoscrizione perché glielo dice il soggetto X di una denuncia e poi chissà come va a finire. È il desiderio di ottenere giustizia attraverso una denuncia, l'apertura di un processo, la costituzione di parte civile nel processo, e si segue quel processo magari con l'aiuto anche del sottoscritto, dei nostri operatori, fino alla fine. Altra cosa fondamentale, badate non a caso la 199 del novembre del 2016. Nell'anno precedente ci sono stati 2 fatti in questo paese che sono stati dirompenti. Uno estremamente negativo, uno estremamente positivo. Quello negativo, la morte di una nostra connazionale, Paola Clemente. Nel 2015 Paola Clemente muore
ad Andria nella fase della cinellatura dell'uva. Esplode un caso nazionale. C'erano stati altri morti in precedenza, sì, molto spesso immigrati. Per la prima volta muore una donna italiana nella fase della cinellatura dell'uva, non vittima di caporalato, perché non era vittima di un caporale, ma di un'agenzia interinale che la reclutava e l'ha spostata nell'arco di 24 ore insieme ad altre nostre connazionali da un'azienda tradizionale nella quale lavorava ad un'altra azienda distante centinaia di chilometri, e in questa fase ha avuto un infarto ed è deceduta. E subito dopo, il 18 aprile del 2016, lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici indiane. Con quello che vi ho detto, questo ha spinto grandemente, anche grazie al racconto, alla narrazione, alle inchieste mediatiche, no? Ha spinto grandemente il Parlamento ad accelerare l'iter di approvazione della 199 del 2016, appunto votata a novembre del 2016. Ed è stato un altro straordinario risultato. Ne dico un altro ancora. Io ho partecipato alla scrittura di quella legge e quindi mi hanno chiamato attivamente per dare un mio contributo, dei miei suggerimenti. Io prima di fare questo, io non ho voluto portare il mio contributo, e cioè dire quello che pensavo fosse necessario da inserire dentro quella legge, ma l'ho concordato con i braccianti indiani, compresi quelli privi di permesso di soggiorno, decine di assemblee, e ho domandato loro in queste assemblee, molto piccole a volte, anche solo di 3 persone, di 5 persone, che cosa che volete che comprenda la nuova legge, che è il frutto soprattutto del vostro lavoro. Non a caso quella legge prevede la responsabilità penale per la prima volta in capo al datore di lavoro. Prima di quella legge la responsabilità penale era in capo soltanto al caporale, che però veniva arrestato il giorno dopo, sostituito da un altro caporale eletto, nominato, selezionato dal padrone. Con quella legge si arresta il padrone e ci sono numerose inchieste dove i datori di lavoro sono stati arrestati, e poi c'è l'istituto del sequestro e della confisca dell'azienda del datore di lavoro. Ma vi dico questo passaggio perché il coinvolgimento nella scrittura di quella norma da parte dei braccianti è stato un passaggio fondamentale che si è ottenuto grazie allo sciopero e che ha prodotto un livello di coscienza e di consapevolezza superiore da parte di quegli stessi lavoratori, perché hanno percepito quella legge come la loro legge, non il regalo degli italiani, del Parlamento italiano, del governo italiano, ma la legge frutto del loro lavoro, e quindi ancora oggi la reclamano, la difendono e la utilizzano nelle vertenze nel modo più importante e anche numericamente e quantitativamente possibile. Poi non è completamente applicata, quella legge prevede anche la rete del lavoro agricolo di qualità, che è una delle 10 azioni prioritarie del piano triennale. La rete del lavoro agricolo di qualità ha lo scopo di riorganizzare il sistema di produzione, no? Bonificandolo dallo sfruttamento. Altro non è se non un tavolo dove siedono le istituzioni, le categorie datoriali e quelle sindacali. Vi do un dato così abbiamo chiara la situazione di quello che dicevo in precedenza, cioè che questo non è soltanto un sistema di sfruttamento economico, ma di gestione e organizzazione anche del consenso sociale. In provincia di Latina ci sono 7.000 aziende agricole. Sapete quante aziende di queste 7.000 si sono iscritte alla rete, al tavolo del lavoro agricolo di qualità? Su 7.000? 117. Cioè parliamo dello 0, non credo che sia un caso. Non è affatto un caso. È una scelta, in questo caso politica, molto precisa, è il boicottaggio di quello strumento che serve a bonificare. Timothy diceva giustamente c'è un'eccessiva concentrazione sugli aspetti penalistici, è vero, la legge funziona in particolar modo per questi aspetti, ma dobbiamo anche premettere che quelli di riforma, in questo caso con riferimento esclusivamente alle proposte contenute nella legge, non funzionano perché manca la volontà di partecipare a questo processo da parte delle aziende che per 20 anni, 30 anni hanno fatto milioni di euro e ottenuto norme e procedure a loro vantaggio attraverso lo sfruttamento e l'emarginazione. Spero di averle dato la risposta. Sì, grazie molte. Grazie a lei. Grazie Marco.
E grazie Elena per la domanda che ha stimolato infatti ulteriori pensieri e riflessioni sia sulla legge appunto del 2016 sia sul piano triennale. Non credo ci sia tanto il tempo di approfondire, giusto Nicola? Magari andiamo, ho giusto una battuta così, magari volevo chiedere a Marco nella sua riflessione appunto come si incardina il piano triennale, poi ci torneremo durante il corso comunque per spiegarlo un po' meglio da dove nasce, da cosa è composto, però appunto se vedi degli elementi comunque positivi all'interno del piano e su quali caratteristiche bisognerebbe ancora effettivamente insistere. Allora, il piano triennale, anche a questo sono stato invitato e vi partecipo, ho lavorato e lavoro alle sue elaborazioni. È composto di 4 assi e di 10 azioni prioritarie. Tra queste per l'appunto c'è la rete del lavoro agricolo di qualità, un lavoro sul sistema di informazione, le innovazioni dei prodotti, insomma sono una serie di linee fondamentali per cambiare il sistema di produzione agricolo evitando che possa continuare ad essere fondato di fatto sullo sfruttamento e sulle forme gravi di caporalato, di intermediazione illecita, eccetera, eccetera. Presenta delle cose estremamente interessanti secondo me. In primo luogo, per l'appunto è molto... Io vi ho perduto, mi vedete? Sì. In primo luogo è partecipativo, cioè non c'è una filiera istituzionale che chiusa in se stessa stabilisce ciò che si deve fare. A quel tavolo partecipano le istituzioni, in particolar modo il Ministero del Lavoro. Sarebbe stato utile la partecipazione più integrata anche di altri ministeri, ma comunque il Ministero del Lavoro e il Ministero cardine, le categorie datoriali, le associazioni del terzo settore, anche a volte espressione alcune personalità del mondo accademico, le categorie sindacali. Quindi, come dire, è un dibattito dove sono rappresentati diversi punti di vista e diversi interessi. E permettetemi di dirlo, io mi occupo di questo tema da 20 anni, è un elemento di novità che merita di essere sottolineato. Cioè lo Stato dice, o il governo dice non faccio da solo, ma faccio con e raccolgo le esperienze. Tanto è vero che quelle 10 azioni prioritarie risentono di questo complesso di interessi, no, e di visioni. Appunto la rete del lavoro agricolo di qualità, il tema dell'innovazione dei prodotti, che è un elemento cardine, una proposta fondamentale delle categorie datoriali, oppure la vigilanza e il controllo, che è un altro aspetto che viene particolarmente richiesto dall'INL, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma anche delle categorie sindacali, eccetera, eccetera. Gli aspetti sociali. La somma di tutto questo rappresenta e ha dato forma a un piano che io considero interessante, positivo. Io non posso che sostenere questo passo in avanti, perché è un passo in avanti. La traduzione di questi passi in avanti e quindi di queste linee in azioni operative, potremmo dire la messa a terra del piano triennale, è altra cosa. Questo è un altro capitolo. Da questo punto di vista ci sono enormi difficoltà. Il dato che vi ho dato in precedenza lo rappresenta abbastanza bene. Ci sono enormi difficoltà che vengono poste anche dal punto di vista della politica territoriale, della politica a livello territoriale. Molti tavoli non sono stati proprio aperti in alcune prefetture. A volte l'INPS ostacola l'apertura dei tavoli istituzionali a livello territoriale. Quindi, come dire, c'è un lavoro di articolazione di carattere ministeriale e partecipativo che ha dato vita ad una elaborazione avanzata, o comunque più avanzata rispetto a quelle sinora messe in campo. La traduzione concreta è claudicante. Stiamo zoppicando grandemente. Per esempio, se avessimo zoppicato molto meno, se ci fosse stato un impegno in favore di una traduzione operativa di quelle 10 azioni prioritarie a livello territoriale, oggi in primo luogo, per esempio, non avremmo vissuto le contraddizioni dell'ultima regolarizzazione, dell'ultima sanatoria. Per esempio. Altra considerazione che è proprio legata all'attualità, noi non registreremo un fenomeno che è drammatico, di cui purtroppo non si parla. Si parla della drammatica crisi e guerra in Ucraina da parte della Russia, dell'aumento conseguente dei costi dell'energia, della crisi del sistema, anche del sistema agricolo, a causa dell'aumento dei costi energetici
Le aziende agricole, soprattutto d'inverno, devono la notte accendere i loro riscaldamenti. Sono riscaldamenti importanti e quindi c'è un dispendio di energia rilevante e quindi un aumento dei costi rilevanti, ma l'ammortizzatore che viene utilizzato in questo caso è il costo del lavoro. Cioè, a fronte di una lamentela importante da parte di molti imprenditori che dicono ci stanno bruciando la quota di profitto che spetta a noi a causa dell'aumento dei costi energetici, parimenti questi non dicono che quella quota di profitto la stanno riottenendo abbassando le retribuzioni ai lavoratori e alle lavoratrici immigrati impiegati all'interno della loro azienda. Cioè, ancora una volta, il costo del lavoro è la variabile dipendente nelle mani quasi esclusive del datore di lavoro, che alza o abbassa il volume o alza o abbassa il livello di ossigeno a seconda delle variabili del mercato o della politica. E questo indica un tema centrale. In primo luogo ci ricorda la centralità del datore di lavoro, non del caporale, perché questa è l'espressione di una volontà diretta del datore di lavoro che dice: se io pago di più l'energia, pago meno i lavoratori a livello orario o settimanale o mensile e dunque in qualche modo compenso, ma ci dice anche che ancora oggi appunto il pallino o la cloche o il volante ce l'hanno gran parte di questi pseudo imprenditori. E questo indica, non dico un fallimento, ma per l'appunto manifesta quell'agire claudicante che abbiamo detto in precedenza. Anche su questo, per esempio, la 199 è assolutamente non influente, perché non interviene su questo genere di questioni. Avremo bisogno di ben altre ispezioni e di ben altre riforme del mercato del lavoro. Grazie mille professor Mazzolo e grazie a tutti voi. Io prenderei a questo punto, entriamo un attimo nella parte più operativa, prima di salutarci, dandovi alcune informazioni essenziali ovviamente su il percorso che abbiamo immaginato dopo questo momento invece di inquadramento dell'attualità del fenomeno e delle sue sfaccettature che spesso rimangono sullo sfondo e che o appunto emergono nelle forme anche distorte in cui ci vengono spesso presentate o in cui vengono lette. E mi sembra, e quindi insomma, mi sembra che calzi a pennello per dare il via poi alle sfide che avremo davanti. Brevemente, quindi, dopo questo nostro dialogo di questa sera abbiamo immaginato un percorso fatto di 6 laboratori che cercano ovviamente, come vi dicevo, insomma, abbiamo cercato di presentare un programma contenuto nei tempi, anche un po' insomma, conoscendo un po' le esigenze degli operatori, e però che cercasse ecco, di abbracciare uno spirito di co-costruzione anche, che è un po' la modalità con cui abbiamo immaginato sempre i laboratori di Indip. Per cui diciamo poi il programma lo presenteranno nello specifico Ilaria, anche se insomma l'avrete visto, quindi diciamo ricominciamo da un inquadramento di alcuni principi fondamentali, di alcuni elementi fondamentali del fenomeno, poi andremo sulla parte giuridica che invece verrà curata dal carissimo e ovviamente super esperto l'avvocato Salvatore Facchile, e invece in particolare con Ilaria andremo poi nella seconda parte a fare un lavoro che credo stia soprattutto, che guardi soprattutto molto e quindi non solo a la crescita della cassetta degli attrezzi, no? di nuovi operatori, ma abbraccia fino in fondo il tema del lavoro insieme, cioè abbraccia fino in fondo questa idea del lavoro multiagenzia, provando a costruire anche l'aspetto proprio dei nostri interventi, dei contenuti del laboratorio, sempre tenendo presente appunto queste dimensioni che si devono intrecciare e quindi che necessariamente devono intrecciare sia appunto le relazioni tra i diversi attori con i diversi ruoli, ma anche diciamo il lavoro degli operatori che devono sempre
costruendo le progettualità, devono sempre tenere questo sguardo, avere questo sguardo che è aperto sul lavoro di rete, sul lavoro integrato con altri servizi. Per cui, prima di passare la parola a Ilaria, quello che ci tengo appunto a precisare è che l'idea è stata quella di costruirlo in progressione e di darci la possibilità di volta in volta poi, lavorando insieme anche con le esercitazioni, di costruire parte dei contenuti dei laboratori successivi. Per cui anche, ecco, alcuni ci hanno chiesto anche di partecipare segmentando la partecipazione tra diversi operatori dello stesso ente. Ovviamente, questo lo diciamo, il percorso è immaginato perché una stessa persona possa partecipare con continuità e possa appunto essere parte del processo, anche perché le esercitazioni poi si svolgeranno su casi specifici e quindi entreranno in questa ottica. Due questioni invece legate a due informazioni, le ridò anche alla fine se serve, ma prima di passare la parola a Ilaria vi voglio dare due informazioni, diciamo, una tecnica legata al corso, una generale, seppur sempre tecnica, legata all'organizzazione invece. Dovreste vedere le slide, non so se... Sì, io le non vi vedo, stavamo, non so se Ilaria... le stavamo vedendo, sì. Perfetto. E Nicola, ti fermo solo un secondo perché so che anche Sì, Marco ci deve lasciare, okay. Quindi lo dispensiamo. Grazie Marco, Grazie a davvero, voi, è è stato un sempre piacere. fantastico. Grazie. Grazie mille, un abbraccio, Ciao. buon lavoro. Ciao Grazie Marco. mille anche a te. Ciao, Ciao. grazie mille. Grazie Marco, A grazie voi, Marco, a voi, a voi. Ciao. Grazie, preziosissimo. No, dicevo, due informazioni proprio essenziali. Uno sugli strumenti che utilizzeremo, ma questo perché credo dia anche un po' il senso delle modalità con cui abbiamo immaginato di costruire questo laboratorio, perché oltre a Zoom, quindi no, come adesso, insomma, le lezioni saranno online, le utilizzeremo su Zoom. Poi ci dotiamo, diciamo, il gruppo di lavoro che parteciperà ai laboratori verrà inserito all'interno di un sistema, di una piattaforma che si chiama Slack, non so se qualcuno di voi già la usa, è una piattaforma di messaggistica interna, però la utilizziamo proprio perché per costruire anche un contesto eventualmente di scambio, di eventuali domande continuative tra Ilaria, i docenti e chi partecipa al corso, ed è anche il luogo in cui ovviamente scambiamo il link, i materiali, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che da quando poi inizia il corso le comunicazioni via mail sono praticamente nulle e cerchiamo di comunicare all'interno di questo strumento che permette, diciamo, la comunicazione un po' più interattiva e collettiva anche attraverso la messaggistica, anche per sollecitare casi, anche per sollecitare situazioni e per poterle far diventare patrimonio di tutti. Google Drive evidentemente come magazzino in cui poi troverete tutti i vostri contenuti, le presentazioni di Google quando dovremo affrontare dei pezzi, diciamo, di lezione più frontale. Rispetto alle esercitazioni, adesso probabilmente ci doteremo anche di altri strumenti, ma uno degli strumenti che cercheremo di utilizzare in particolare sarà Padlet, che è un muro condiviso che useremo anche alla fine di questo momento, in cui vi chiederemo di lasciare il vostro commento, la vostra parola chiave, il pensiero dopo questa serata, anche per darvi un assaggio delle potenzialità dello strumento, proprio per lavorare insieme, una lavagna condivisa in cui possiamo proprio lavorare insieme e costruire contenuti condivisi. E invece un ulteriore aspetto che voglio sottolineare è questo, che Indip, insomma, per i suoi corsi prevede anche per questi laboratori prevede una borsa di studio. Ovviamente anche per il meccanismo delle iscrizioni diventa difficile gestire, per cui dopo questa prima lezione apriamo la possibilità di presentare la domanda, di farlo attraverso la nostra email segreteria@indip.it, vedete in sovraimpressione, e di farlo entro il 3 di marzo, che credo sia giovedì, se non sbaglio.
Ovviamente è possibile, eventualmente, se una persona intende provare eventualmente a accedere alla borsa di studio, ma comunque partecipare, è possibile anche iscriversi contemporaneamente al corso. Ovviamente l'iscrizione poi verrà annullata, nel senso che non verrà richiesta la quota se la persona sarà... Quindi eventualmente se aveste intenzione di partecipare ugualmente, anche se non attraverso la borsa di studio, iscrivetevi comunque, e se arriverà la borsa di studio siamo tutti felici. Come viene valutata la borsa di studio? È una valutazione discrezionale, ci riuniamo nel team, per cui non ci sono dei requisiti standard. La valutazione cerchiamo di farla, diciamo, tenendo presente soprattutto l'aspetto del profilo professionale, quindi no, di chi ha un profilo che effettivamente ci interessa, che partecipi a questo tipo di corso, ma che tenga anche presente ovviamente delle possibilità. Ora, non abbiamo previsto documentazioni specifiche, nel senso che c'è una libertà, anche non siamo un ufficio, no, non siamo l'INPS e non accedete a dei bonus particolari, per cui chiunque è libero di inviarci quali siano dei documenti, diciamo, comprovanti, non so, l'eventuale situazione di parziale disoccupazione, eventuale impiego part-time. Fatelo in maniera piuttosto libera, nel senso che noi abbiamo scritto qui ISAE 730, CUD, contratto, insomma, sono tutte modalità, però ovviamente l'esibizione della vostra situazione, come ritenete voi di presentarla, fatelo, ecco. Non sarà certo, eventualmente per chi accede poi alla borsa verrà richiesta l'integrazione della documentazione. Per cui chi volesse farlo scrive, manda i documenti e scrive 2 righe di presentazione. Non rubo altro tempo a Ilaria, che invece ha delle cose molto più interessanti da dirci. Sì, 5 minuti, così poi vi lasciamo andare in tempissimo. Allora, come diceva Nicola, l'obiettivo un po' del percorso che faremo è proprio quello di accrescere un po' le competenze, ma anche dal punto di vista giuridico, ma non solo, proprio per la presa in carico delle vittime, potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, ma a partire anche da quello che già esiste nei vostri territori. Quindi l'idea è davvero di fare un percorso laboratoriale insieme, quindi noi lo abbiamo strutturato, ma lo ragioneremo insieme con i partecipanti del corso. La prima lezione sarà giovedì 17 marzo, quindi il primo laboratorio sarà il giovedì 17 marzo, saranno tutti dalle 2:30 alle 5 del pomeriggio, e sarà una prima lezione di inquadramento, quindi proprio un momento di inquadramento su che cos'è il fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Partiremo da alcuni dati, dalla descrizione delle principali caratteristiche del fenomeno, ma anche ci soffermeremo sui principali strumenti che insomma ci sono attualmente, quindi sulle attuali politiche del lavoro. Parleremo di nuovo un attimo del piano triennale, perché lo abbiamo visto molto in velocità, e anche analizzeremo le linee guida nazionali che sono uscite appunto in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Già nella prima lezione però l'idea è di partire da un caso concreto, quindi di ragionare già con voi su quello che può essere un caso che vi viene in mente, che avete incontrato nelle vostre attività lavorative, e iniziare quindi a prendere quello e ci seguirà per tutto il percorso. Successivamente la lezione del 24 marzo invece è dedicata più alla normativa per la tutela delle vittime, quindi in questa sede sarà con noi Salvatore Facchile di ASGI. Non sarà anche qua una lezione troppo tecnica, cercheremo soprattutto di ragionare su quelli che possono essere gli strumenti di tutela, anche proprio in termini pratici di rilascio dei titoli di soggiorno, e ragioniamo anche su come identificare gli indici di sfruttamento, perché spesso non è così immediato. Quindi provare a vedere anche con gli operatori alcuni casi pratici per dire ok, siamo di fronte a una situazione di sfruttamento lavorativo. Poi abbiamo la terza lezione, sarà il 31 di marzo, si concentrerà molto sul lavoro multiagenzia e quindi come i vari attori del territorio possano attivarsi per supportare con interventi di vario genere
che appunto possono essere messi in campo per le vittime di sfruttamento lavorativo. In particolare coinvolgeremo un referente di un centro per l'impiego dell'area del nord-ovest che sta lavorando su queste progettualità, quindi come anche i servizi del territorio che spesso non consideriamo a volte come parte attiva, no? nella ricerca delle soluzioni, possano invece essere determinanti nel trovare soluzioni condivise. Poi avremo 2 laboratori molto pratici, il 7 di aprile e il 14 aprile, che si concentreranno proprio sulla presa in carico delle vittime di sfruttamento e quindi provare a ragionare insieme su quali approcci mettere in campo per proporre appunto prese in carico un po' diverse da quelle che insomma sono magari più note. Quindi come impostare un colloquio, ritorneremo sugli indici per fare appunto un momento più pratico, quali attori, quali reti coinvolgere proprio per lavorare in un'ottica multiagenzia e le strategie di intervento per rispondere alle esigenze e alle necessità che ci vengono portate. E infine l'ultimo sarà il 21 di aprile, quindi il 6º incontro. Sarà un momento per riflettere insieme sul percorso che abbiamo svolto e eventualmente quali ricadute, no, possano avere gli strumenti che abbiamo proposto sulla vostra attività quotidiana. Quindi anche qua lavoreremo su dei casi concreti e immagineremo insieme delle strategie alternative. L'idea, come vi dicevamo, è proprio di impostare il tutto nel modo più partecipativo possibile, quindi vi chiediamo poi sollecitazioni attraverso gli strumenti che anche Nicola vi ha presentato, proprio perché sia un laboratorio che vi aiuti nel lavoro quotidiano, ma soprattutto che ci aiuti a riflettere, perché come diceva anche Marco all'inizio del suo intervento, lo sfruttamento lavorativo è un tema ipercomplesso, molto attuale e in continuo cambiamento. Quindi la riflessione partecipata e condivisa è sicuramente quella che può funzionare meglio.